Buon, buon pomeriggio e buon ascolto a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori dello Spazio Più del martedì pomeriggio. Sono Mimmo Magnetta, rappresentante del Più Professionisti degli Imprenditori Uniti. Mi dovete perdonare per un secondo perché c'è un rimbombo terribile nelle cuffie e devo cambiare un attimino solo. Uno, due, no. Manco questo funziona. Eccomi. No, è proprio la cuffia che balorda. Per interagire con Radio Libertà, inviaci un messaggio di testo, audio, video al nuovo numero dedicato a te 340 6709 659 340 6709 659. Rimani connesso con Radio Libertà, la tua radio. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà? Eccomi, questi sono gli inconvenienti della diretta e dell'incapacità di chi ormai è diventato un vecchio babbione come il sottoscritto. 21 anni in questa radio evidentemente cominciano a sentirsi. Invece che essere un eccellente conduttore sono un combinaguai anch'io. Ecco, in questo Spazio Più abbiamo lo sparacazzate, ci sta sto combinaguai che è sottoscritto e meno male che appunto abbiamo un co-conduttore, il solito amico Carlo Persano, che quando io appunto ho bisogno di aiuto lui piglia e accorre, mi soccorre. Buongiorno Carlo e bentornato su Radio Libertà. Buongiorno a te, a Federico. Federico arriva dopo, al momento siamo dopo, io e bene, Lorenzo. Allora lo saluterò dopo. Io e Lorenzo che è il nuovo regista, un bravissimo regista, giovane, non anziano. Buongiorno come quell'altro. Lorenzo. Che mi ti ha salutato Lorenzo. Buongiorno. Allora, avete sentito subito la calata umbra? Ecco, sto ragazzo qua di bello appunto anche la provenienza. Infatti io dico, che cacchio ci sto a fare io qua a Milano e anche tu Carlo, quando invece potremmo essere in altri lidi, o no? Io per esempio sono stato invitato da un amico in Umbria a Gubbio, io come un pirla, no, non posso, c'ho la radio. Capito? Ma che temperatura hanno a Gubbio? Che me frega, quello c'ha l'aria condizionata, c'ha un resort bellissimo, c'ha l'aria condizionata, c'ha la piscina, la sauna se vuoi, il bagno turco, che me frega, insomma, andavo lì, stavo una favola, vabbè, insomma, comunque lasciamo perdere. Allora, stavo dicendo prima che mi interrompessi a causa di un rimbombo, di un eco nella cuffia, che questo è il consueto Spazio Più del martedì pomeriggio. Oggi, viva Dio, abbiamo tutto che funziona, YouTube, Facebook, le linee telefoniche, perciò do subito il numero per la diretta, che è lo 02 92 94 72 22. Ripeto, 02 92 94 72 22. Se volete, appunto, oggi potete anche telefonare e vi potremo anche rispondere e darvi appunto e rispondere appunto a quelli che saranno i vostri quesiti. Carlo Persano, di che cosa avresti voluto parlare tu oggi? Allora, argomenti ne abbiamo vari. Io provo a buttartene alcuni sul tavolo e poi tu scegli quale ti piace, quale no, oppure l'ordine in cui andremo a discuterne. Allora, sappiamo che è scesa in campo Kamala Harris, sì, e potremmo anche fare qualche commento per capire in che direzione andrà questa donna dal punto di vista, io sai che guardo eminentemente la parte economica, però possiamo anche fare qualche commento sugli altri punti di vista. Poi c'è stato la gravissima cessione da parte di Stellantis di Comau, un'azienda di altissima tecnologia, senza averne dato comunicazione al governo. Infatti io e sotto questo gli sta occhi creando così
Carlo Persano, sotto gli occhi infatti c'ho il Quotidiano Nazionale di venerdì 26 luglio, pagina 19, Stellantis frena conti in rosso, è il titolo, affonda Piazza Affari, il CEO Tavares, risultati inferiori alle aspettative, ceduto il 51% di Comau al fondo One Equity Partners, cioè questo di cui tu parli, giusto? Poi avevo letto qualcos'altro anche in qualche altro quotidiano, in qualche altra rivista, ma ho letto troppo e praticamente c'ho il cervello incasinato, per cui vedi un attimino di mettere ordine tu. E poi, a parte questa questione di Stellantis, c'ho il martedì 30 luglio, cioè oggi, sempre il Quotidiano Nazionale, a pagina 19, fiera, altri 6 mesi di crescita e ora il business dei concerti. E poi c'è Milano, Ferrovie Nord, fine lavori, Affori via il terzo binario. Poi sotto Milano Export, sostegno alle piccole e medie imprese sui mercati mondiali. Candi taglia anche gli impiegati, uscite incentivate per 113, l'azienda deve dare garanzia. Fimer, questa è un'altra azienda di mercate, dopo 3 anni d'attesa la doccia fredda nella crisi, licenziati 55 operai su 65. Poi Varese, Malpensa, prende il volo il collegamento con la Cina. Insomma, qua se uno guarda, vabbè, poi per non parlare di quello che c'è scritto a pagina 18, culle vuote, PEG Perego arranca, ad Arcore via il 40% del personale. La PEG Perego è quell'azienda che appunto faceva prodotti per i piccoli, insomma, per i bambini. Carrozzine famose. Sì. E qua è un disastro, insomma. Infatti qua tutti parlano appunto di Olimpiadi, ci stanno rincoglionendo con qualche oro, qualche bronzo e qualche argento che qualche atleta sta pigliando, ma in pratica c'è queste cose qua che sono la vita della gente. Se non ne scrive qualche giornale non ne parla nessuno. Insomma, io non sto sentendo telegiornali in cui si parlano della difficoltà degli italiani, di chi vive in Italia, di poter vivere tranquillamente in maniera dignitosa. Tu appunto ci aggiungi anche il peso, esatto. Carlo Persano. Quando li fuciliamo questi appunto di Stellantis che fanno queste porcate? O quando li mettiamo in galera? Si parla addirittura di una multa da 5 miliardi nei confronti di Stellantis. Ma io dico, secondo me questa cosa non è sufficiente, perché bisogna, secondo me, cioè ben venga la multa ovviamente, però bisogna portare allo scoperto questa gente qua. E dico Stellantis per dire tutti quelli che si stanno comportando in questa maniera. Stellantis, prendiamo la paradigma di un comportamento anti-italiano, perché è questo che sta succedendo. Allora, io dico una cosa, vediamo se riesco a farmi capire. Se un'azienda va male, ha il diritto di correre ai ripari. Se un'azienda non riesce a vendere, ha diritto di correre ai ripari. Cambia articolo, quindi questo cambia genere. Nessuno di noi vuole mettere in discussione questo diritto, assolutamente. Però ci sono anche degli interessi da salvaguardare nei confronti delle persone e dei residenti, in questo caso in Italia. Perché dico questo? Perché la cosa innanzitutto che non è chiara è quali sono le parti di Stellantis realmente in crisi. Perché qui si parla di una crisi. Allora, fino a oggi che cosa abbiamo visto? Abbiamo sentito da parte di Tavares, di Elkann, di tutta sta gente qui, abbiamo sentito dire che l'Italia era poco produttiva, che il governo non dava abbastanza sovvenzioni e che quindi gli stabilimenti in Italia
non andavano bene, dovevano essere chiusi, doveva essere ridotta la produzione italiana, i marchi devono essere venduti, molti marchi italiani erano stati portati all'estero e prodotti in stabilimenti di tutti i tipi, di ogni nazione, però nessuno, e qui quando dico nessuno, i primi in assoluto che voglio tirare in ballo sono i sindacati. Nessuno ha verificato se questa storia della produttività delle aziende italiane rispetto alle aziende francesi o di altri paesi fosse effettivamente vera. Cioè il sindacato sembra accettare con un atteggiamento catatonico queste affermazioni. Mentre ci sono fortissimi dubbi su quelle affermazioni. E da dove nascono i dubbi? Adesso, senza voler citare come paradosso il fatto che per esempio Stellantis abbia scelto di produrre i motori elettrici dei van in Gran Bretagna dopo aver criticato tantissimo la Gran Bretagna per l'uscita dalla Brexit, e senza raccontare con dovizia di particolari di quello che è il costo della manodopera in Gran Bretagna, perché in Gran Bretagna la manodopera costa tantissimo, costa tra il 50 e il 60% in più rispetto all'Italia. Uno dice, ma sai, gli ingegneri inglesi sono molto più bravi di quelli italiani. No, non solo non sono molto più bravi, ma chiamano continuamente i nostri giovani per andare a lavorare là. Sì, perché noi l'abbiamo detto tante volte, Carlo, vero che noi abbiamo le nostre università che sfornano fior di ingegneri e molto capaci, e noi appunto investiamo nel far diventare ingegneri i ragazzi e ragazze, e poi appunto si pigliano e prendono direttamente alle strade per altri lidi. E veramente siamo una massa di minchioni in questo senso. Grazie al cane a Tavares. Sì. E a tutti quelli come loro, che se ne fregano dell'Italia evidentemente, perché l'unica conclusione possibile è questa. Quindi la prima domanda è: ma quali sono i veri stabilimenti improduttivi del gruppo Stellantis? Il sindacato pretenda, prima che si parli di licenziamenti, di mobilità, di spostamenti, di riduzione della produzione, pretenda di capire cosa succede nel gruppo e ha tutti gli strumenti per pretendere questo. Ma posso purtroppo l'atteggiamento di Landini è Carlo, stato perdonami un attimo, ma questo diritto all'informazione ce l'ha solamente il sindacato o lo dovrebbe avere anche lo Stato italiano? Cioè lo Stato italiano allora, che fa? Il governo che fa? Allora, non è un diritto sancito, perché è chiaro, lo Stato italiano poi ha altri strumenti, ma il sindacato, di fronte al fatto che chiedono una riduzione dei posti di lavoro, può prendere un atteggiamento totalmente legittimo, che è quello di dire: va bene, adesso mi fai vedere i conti, tu dici che sono così, mi fai vedere i conti italiani, mi fai vedere i conti francesi, mi fai vedere i conti della Gran Bretagna, mi fai vedere i conti della Polonia e mi fai capire se è vero che io sono improduttivo. Non me li fai vedere, ti paralizzo con uno sciopero. Non mi fai vedere che non solo ti paralizzo con uno sciopero, non ti faccio entrare più in Italia. Non che io vado a feste, manifestazioni, conferenze, vado a sparare di tutto in giro
prima a minacciare, poi a dire quanto è bella Torino e quanto è bella l'Italia, prendendo ulteriormente in giro. Il sindacato ha questa possibilità, ha il diritto di scioperare quanto vuole, di paralizzare tutto. Perché non lo fa? Allora la domanda che ci facciamo in tanti è: perché il capo del sindacato italiano, che tra l'altro era il capo della FIOM prima, Landini, è stato per anni ospite da Repubblica, il giornale guarda caso dello stesso padrone di Stellantis, il Can, e non ha fatto una crociata contro tutto questo che stava succedendo nel tempo, negli anni? Perché si sono comportati così? Bisogna portarli allo scoperto e pretendere che anche lui dia delle spiegazioni, o se no si dimetta. Dica: signori, non mi ero accorto che stava succedendo questo, che le aziende venivano portate fuori dall'Italia, che il comando veniva portato fuori dall'Italia, non me ne sono accorto, sono stato un incapace e quindi mi dimetto. E a questo punto subentra qualcun altro che inizia a reclamare i diritti che deve reclamare un sindacato. Se no, il sindacato non esiste. Se il sindacato non fa questo, non esiste, non ha motivo di esistere. Perciò gli italiani che sono iscritti al sindacato di Landini spendono soldi per le tessere inutilmente, giusto? Il problema appunto Sì, è questo. adesso io dico Landini, ma anche gli altri due non è che mica hanno detto niente, anche la Will e la CISL. Però Landini, perché quell'altro ha naturalmente, detto qualche cosa, l'altro sindacato, quello che dovrebbe essere di riferimento alla destra, il cosiddetto UGL, non mi pare che abbia detto nulla. Qua il problema è che i sindacati non dicono nulla, e il problema terribile è anche che anche gli italiani, pure quelli che sono impegnati, gli operai, gli impiegati di queste aziende, non dicono nulla manco loro. Noi siamo abituati a essere tutti quanti passivi e remissivi, cioè lo mettono in saccoccia e noi ce lo sprofondiamo proprio nel profondo delle saccocce. Cioè, se non si interessa il diretto interessato, come può fare il diretto interessato? Strappando, per esempio, la tessera della CGIL, della CISL, della UIL e pure della UGL, perché se questi sindacati non fanno una mazza, secondo me le loro tessere andrebbero non solo strappate, ma proprio bruciate. sì, però permetti, ci sono posizioni diverse. Landini è stato ospite tante volte sui giornali delle SCAN, gli altri non con quella frequenza. Tu dici che Landini in Perché non ha pratica si detto è niente? venduto per qualche intervista? Come? Tu dici che Landini, no, diciamo, ecco, non ho venduto perché sennò qua posso essere passibile No, ma di perché denuncia, intanto, ma no, non solo è per me, perché, remissivo perché per non qualche... possiamo dire una cosa, non possiamo affermare una cosa così. No? Sicuramente oggi è davanti agli occhi di tutti quello che sta succedendo e lui se l'è fatto passare sotto noi quanti anni che diciamo sta roba qua? Troppi anni, Carlo Persano, Allora, troppi possibile anni che che lo noi che diciamo. siamo un moscerino ce ne siamo accorti e lui che è un elefante non se ne è accorto? L'elefante poi È se va in una impossibile, no? cristalleria potrebbe fare anche molti più danni di noi. Ed è quello che probabilmente è vero, però Eh, voglio dire, dia le dimissioni. Se non se ne è accorto, eh, dia le dimissioni. Carlo, però, perdonami, allora, tu stai dicendo una cosa sacrosanta, però ripeto, le dimissioni a Landini, chi gliele deve chiedere? Gliele devono chiedere gli iscritti o no? Non è che possiamo essere io, Mimmo Magnetta, e tu, Carlo Persano, da Radio Libertà, che continuano a battere su sto chiodo, perché tanto a noi non c'è, cioè di noi non gliene frega niente a nessuno, soprattutto a Landini, perché tanto fin quando le dimissioni di Landini le chiediamo tu e io, quello ci fa una pernacchia. Noi siamo riusciti a portare sotto, cos'era quella ditta, chi era quelli delle autostrade per Italia, del ponte di Benetton, siamo riusciti a portare un gruppo di giovani, un colorito gruppo di giovani sotto gli uffici di questi che gestivano il ponte Morandi, e abbiamo prodotto un certo risultato. Ma fin tanto che certe cose continuiamo a ripetercele noi due, o le ripetiamo appunto grazie a Radio Libertà che ci dà questo privilegio appunto di usare le sue onde radio
hai tutte le altre opportunità che ormai chi segue Radio Libertà può sfruttare, cioè il digitale terrestre, 252, tutte le applicazioni dei computer, capito? Ecco, però appunto, a parte Radio Libertà che ci dà questo privilegio, siamo sempre e solamente io e te. Tu non hai sentito Landini, ma io non sento nessun altro. Com'è sta storia? Beh, intanto fermi tutti, calma, Per la prima volta nella storia, da quando, permettimi di dire, noi rompiamo le scatole, il governo sta minacciando 5 miliardi di multa per la cessione di Comau. Sì, Stellantis. mi pare di aver letto qualcosa anche ad opera di Urso, per la prima Adolfo volta, Urso ha scritto... perché di fronte al silenzio assoluto per anni, tranne il nostro, come dici tu, evidentemente qualcuno ci ha ascoltato, perché insomma qualche ascoltatore questa radio ce l'ha. Sì, sì. Sarà finita alle orecchie di qualche onorevole, che poi l'avrà fatto rimbalzare da qualche parte. Ormai Stellantis è sotto una lente di ingrandimento, fortunatamente. E a fronte dei 5 miliardi che vengono paventati come multa, secondo te gli daranno, non sono, a 5.000 lire almeno di multa o no? Perché io mi ricordo dei 700 rotti milioni di euro che devono essere pagati per il gioco d'azzardo, alla fine hanno chiuso con una miseria, insomma, non so se da 700 milioni a 7 milioni. Adesso può essere che finisca Tarallucci e Vino, però poi ci sarà il responsabile della fine di Tarallucci e Vino. Voglio dire, noi, secondo me, ovviamente non dobbiamo mollare finché non viene fatta chiarezza su queste cose, perché sono talmente evidenti, talmente sotto gli occhi di tutti. Tu hai citato il Ponte Morandi di Genova, anche lì qualcosa alla fine si è smosso, certo, non l'obiettivo al 100%, però anche in questo caso prima facevano fare tutto quanto, concedevano tutto a Stellantis, Draghi ha concesso di tutto e di più, Landini zitto e muto, adesso almeno facciamoli vergognare. Cosa vuoi che ti dica? Non dico, perché io dico, non so se otterranno i 5 miliardi di euro, importantissimi, ma per me è anche importante se Elkann, che si pavoneggiava a tutto spiano nelle varie riunioni di manager, di Confindustriali, sotto ogni profilo, a me già mi piacerebbe se lui la volta che si presenta lo fischiano tutti. Già questo sarebbe una soddisfazione, che lui non viene più a fare il pavone qua, a gloriarsi di un qualcosa che invece è una rovina. Sì, che poi avevano poco di che gloriarsi, perché Elkann e lo zio prima praticamente hanno portato, hanno creato quella che era un'eccellenza italiana, ma l'hanno creata grazie a quelli che erano i soldi pubblici, perché mica per un giorno la Fiat ha goduto di quelli che erano i soldi pubblici per la cassa deve valere integrazione. per Landini. È così, quando si presenta Landini da qualche parte, fischi. Cioè tu praticamente stai rievocando i tempi della cacciata di Lama all'Università di Roma? Dobbiamo pregare un ritorno al passato per certi versi. Pretendere troppo, però che almeno qualcuno gli metta un cartello e gli dica: Landini, ma di che cosa parlavi all'intervista con Repubblica? Perché qua ci sono 400.000 posti di lavoro in ballo nell'automotive in Italia e tu parlavi di che cosa? Carlo Persano, ho capito una cosa io solamente. Ora, praticamente non so se tu andrai a farti le meritate vacanze, io penso che una settimana, 10 giorni me la piglierò, anche se però continuerò a fare il giornalista militante, perché io la radio l'ho sempre fatta anche quando stavo in vacanza, sia che stavo appunto in Italia sia che stavo all'estero, per cui il mio ruolo di giornalista militante, denunciante, l'ho sempre portato avanti e lo porteremo anche avanti questo agosto. Dopodiché a settembre ci dobbiamo incontrare, dobbiamo vedere di armare una protesta come si deve, cioè noi dobbiamo prendere allora
e portare un mucchio di persone da 0 a 100 anni, che se sono capaci di muovere, chi è capace di muoversi, e andare appunto a pretendere queste risposte oppure queste dimissioni. Cioè, a costo di prendere, io tante volte passo, quando vado via da casa per venire in radio, passo davanti alla Rizzoli, vedo ancora 3-4 ultra cinquantenni o sessantenni, di cui ancora ingrifati, che stanno davanti alla Rizzoli, o come cacchio si chiama adesso, insomma, con in mano l'organo di stampa comunista, Lotta Comunista, o quelli stanno ancora all'età di 60-70 anni davanti. Adesso ormai non ci sono più le fabbriche, ci sono gli uffici, stanno lì a perorare la loro causa, che è quella di vendere il giornale e di stordire con tante storie appunto quelli che entrano, a cui generalmente non frega una mazza. Penso che noi dovremmo prendere esempio da questi individui, andare davanti a quelle poche fabbriche che ancora esistono in Italia, andare a cercare di convincere i tesserati della CGIL a stracciare le tessere. Cioè noi dobbiamo andare davanti alle fabbriche, essere capaci di convincere queste persone a tirar fuori dalle tasche, se ce l'hanno nel portafoglio, la tessera della CGIL e a strapparcela davanti ai nostri occhi. E posso lanciare un comunicato, una devi, ai tesserati della CGIL. Prego. Allora, la CGIL oggi, a quello che si sa e si legge, per più della metà dei suoi tesserati ha dei pensionati. A posto stiamo. I lavoratori in realtà non sono più in tanti quelli che credono alla CGIL, o perlomeno sono sempre di meno. Però ha una forte presenza di pensionati che erano i lavoratori di una volta, che evidentemente non si sono mai fatti domande e quindi non si sono mossi da dove erano stati mentre lavoravano. Allora, io soprattutto a questi signori voglio dire una cosa: guardate, pensionati con la tessera CGIL, Carlo, fermo là, ti devo interrompere, sì, perché abbiamo superato la prima mezz'ora e c'è l'obbligo della pubblicità, se no moriamo di fame qua. Pubblicità. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Radio Libertà, in un mondo in cui i mezzi di informazione vanno verso una sola voce, una radio che di voci vuole averne tante. Rieccoci, siamo sempre su Radio Libertà. Io vi do il numero della diretta, ma tanto non potete più chiamare perché abbiamo tutte e due le linee telefoniche interrotte, occupate. Perciò va bene, il numero della diretta è lo 02 92 94 72 22. Però ecco, vi do per l'ennesima volta, io per tanti anni l'ho fatto, vi do il mio numero, il numero del mio cellulare, così a fine trasmissione, se volete, se avete qualche insulto da farmi, me lo potete fare anche in diretta. Il mio numero è, anzi, segnatevi sto nome, Mimmo Magnetta, e segnatevi sto numero. Un giorno poi vi spiegherò il perché di questo modo di dirvi il mio numero. Ve lo spiego per un altro giorno. Adesso vi do solo il numero: 339 11 700 21. Ripeto, segnatevi questo nome, Mimmo Magnetta, segnatevi questo numero: 339 11 700 21. A fine trasmissione, se volete, mi potete chiamare e mi potete dire dare tutti gli insulti che volete. Allora, siamo tornati in trasmissione, in diretta. Abbiamo con noi Carlo Persano, il mio esperto economico, e ci abbiamo con noi anche lo sparacazzate Federico Carbonara. Benvenuto Federico. Buonasera Mimmo, grazie. Federico, c'era Carlo che ci stava parlando della CGIL, del fatto che ormai la CGIL non c'ha più tanti lavoratori come iscritti, ma la maggior parte sono tutti pensionati. Che dobbiamo sperare? Che lo Stato non riesca più a pagare le pensioni
a nessuno, in maniera che appunto almeno quelli si incazzano e ritornano appunto a pretendere i loro diritti, perché i pensionati di oggi sono quelli che appunto si sono garantiti un tranquillo futuro, no? E a cui voi che lavorate, voi generazioni che, anzi voi, noi generazioni che ancora lavorano, gli stiamo pagando le pensioni. Tanti diranno no, non è vero, perché io la pensione me la sono pagata prima. Sono cazzate, non è vero, perché i contributi che uno versava all'epoca venivano spesi per altro. Perciò non è vero niente che i contributi che uno ha versato sono quelli che poi gli vengono ridati, perché lo Stato italiano non è in grado di fare queste cose, non è in grado di rendere quello che uno dà adesso. Mimmo, diamo onore alle cose. Quando fu Prego. inventata l'INPS, durante il ventennio, mi dispiace per i detrattori. E stiamo parlando di altri stati, però, di altri no, regimi. Quando c'era lui e i treni arrivavano in orario, sì. ecco, no, scherziamo. No, purtroppo, per fortuna, l'INPS, l'Acquedotto Pugliese, tutta una serie di istituzioni, l'INAIL, tutta una serie di istituzioni che esistono ancora nell'Italia repubblicana di oggi, sono state fondate durante il ventennio. Insomma, quando c'era il fascismo in Italia, fu istituita l'INPS e la pensione sociale che prima non esisteva, il sistema pensionistico era in equilibrio, c'era un sistema chiamato cumulativo, quello che uno versava tanto avrebbe ricevuto. Poi invece sono stati inventati tutta una serie di sistemi retributivi che fino al 93-94 erano la norma, dove uno versava 10 e avrebbe ricevuto 20-25. È da qua che nasce il famoso squilibrio pensionistico italiano, unito anche al fatto a tutta una serie di politiche economiche sbagliate neoliberiste dell'Unione Europea, soprattutto dei governi Monti, Draghi e Letta, che hanno spinto centinaia di migliaia di giovani a scappare dal paese oppure a non cercare il lavoro. Io rammento che finché l'Italia è un paese mediamente sovrano a livello economico con la sua moneta, fughe come ne abbiamo avuto ora di giovani all'estero, anche di meno giovani, perché anche un sacco di gente di mezza età se n'è scappata letteralmente, non ce ne sono mai avute. Quindi oltre allo squilibrio economico dell'INPS si è creato uno squilibrio demografico, ossia sono sempre meno le persone che lavorano, anche se in percentuale sono tantissime, però in percentuale della popolazione, però i giovani sono sempre di meno, sì, ne parlavamo con la pensione sono sempre di più, e questo va fatto. Comunque attenzione Mimmo, tu scherzi con le pensioni, abbiamo un vicino di casa che è la Francia, che ha già ora degli squilibri importanti e problemi di bilancio economici. Qua, ridendo e scherzando, ci troviamo una crisi del debito francese molto probabilmente, e la dovremmo pagare noi, come noi abbiamo pagato la riunificazione delle due Germanie o tutte le cagate che hanno fatto con per fallire. La Francia è troppo grossa per fallire. Attenzione a quello che accade in Francia, non lo dico io, lo dicono i giornali. Ho letto un articolo sulle Figaro che tu hai comprato, l'abbiamo letto insieme, c'è persino il ministro Le Maire che è preoccupato da questo punto di vista. La Francia sembra il nuovo malato d'Europa, anche a livello insomma di bilancio pubblico. L'Italia è già stata richiamata, è stata condannata per il deficit eccessivo. La Francia sta molto peggio di noi. Vediamo quello che i sindacati con la S maiuscola in Francia hanno fatto quando hanno ritoccato di 3-4 anni l'età di pensionamento. Quello che ha fatto Landini in Italia. C'è Carlo che sta dicendo all'inizio trasmissione che Landini fa tutto quello che i francesi fanno lì, Landini lo fa in Italia. È vero Carlo? Carlo Bersello, ci sei ancora? Sì, certo che ci sono. Io volevo continuare, volevo finire con la segnalazione ai possessori della tessera CGIL, che siano o pensionati oppure la CGIL, oppure ha una larga quota di statali, per esempio tra gli insegnanti, tra queste categorie di statali. Allora, volevo dire a questi signori, non crediate che quello che che l'incapacità del vostro sindacato non si ritorcerà su di voi, perché se l'automotive perde 400.000 posti di lavoro, l'automotive, e poi ripeto, le ha citate prima Mimmo, ci sono anche tante realtà industriali che ha parlato adesso delle carrozzine, che un pezzo alla volta stanno scomparendo. Allora, se tutta sta roba scompare, le vostre pensioni verranno decurtate pesantemente,
perché, come stava dicendo prima anche Federico, la pensione non dipende da quello che avete accumulato nella vita, ma dipende da quelli che lavorano nel momento in cui voi la percepite. Quindi se diminuiscono i lavoratori perché le fabbriche sono state spostate dove ha deciso Stellantis, ovunque all'estero pur di non lasciarle in Italia, vuol dire che ci saranno 400.000 contribuenti in meno alle pensioni italiane, perché più di 400.000 sono gli addetti dell'automotive che prendono uno stipendio. Quindi andate dal vostro capo Landini e ditegli: Landini, guarda che se stai contribuendo per incapacità alla distruzione del sistema pensionistico dell'automotive italiano in Italia, stai contribuendo a mettere a serio rischio la mia pensione. Strappategli la tessera in faccia. E noi questo dovremmo fare. Dovremmo appunto a settembre cominciare ad andare in giro a fare opera di sensibilizzazione nei confronti di queste categorie di lavoratori o di ex lavoratori, perché se no, se aspettiamo di vedere qualche risultato, secondo me stiamo freschi, insomma. Dovremmo... Però, ripeto, Mimo, tu avresti 2 anni fa, 3 anni fa, quando noi abbiamo iniziato a parlare di Stellantis, avresti mai immaginato che il governo minacciasse 5 miliardi di multa a Stellantis? No, io però sai una cosa, stamattina leggendo, ho comprato qualche proprio quotidiano, non ne parlavano. Però io stamattina ho comprato qualche quotidiano e c'è qualche detrattore dell'attuale governo che ha detto che in pratica che Giorgia Meloni è andata in Cina a implorare appunto a come cacchio Xi Jinping. Ecco, questo è il mio traduttore simultaneo. Grazie Federico di esserci. Comunque ho letto che appunto Mimmo, visto che ci siamo, quello della Corea del Nord è Kim Jong-un. Ma quello al momento non se ne parla più. Ultimamente non lo so, magari lo volevi citare. No, è che ultimamente non se ne parla più. Però ecco appunto c'è il Fatto Quotidiano, mi pare che abbia, sì, dovrebbe essere il Fatto Quotidiano, perché ho comprato il Fatto, il Domani e il Giorno, e su uno di questi 3 quotidiani c'è scritto che appunto la Meloni è andata in Cina a implorare che appunto i cinesi ritornino appunto a investire in Italia, e ha chiesto appunto in pratica, costruiteci almeno qualche stabilimento per 250 operai, così possiamo produrre circa 11.000 macchine che possono costare dalle 10 alle 12.000 euro, perché gli unici che possono produrre delle vetture elettriche con una cifra contenuta, cioè ripeto dai 10 ai 12.000 euro, sono i cinesi. Appunto pare che Giorgia Meloni sia andata appunto accompagnata dalla figlia Ginevra in Cina, forse l'ha fatto per commuovere di più i cinesi, appunto sembra che sia andata lì a implorare che i cinesi tornino appunto in Italia a produrre qualche cosa. Voi due che Mimmo, ma sul Fatto non hanno scritto che in verità ha offerto la figlia ai cinesi per mangiarla, così almeno poteva portare qualcosa in più a casa? No, perché ai cinesi piacciono di più i cagnolini, perciò non i bambini. I bambini non li mangiano più i cinesi? No. I cinesi sono ghiotti di cagnolini, di vampiri, pipistrelli. Sì, vampiri volevo dire pipistrelli, sì. Vabbè. Comunque questo io ho letto, insomma, pare che appunto sia andata lì proprio per dire, insomma, dai, alla Garbatella si dice dai, venite, anche se adesso ho letto da qualche parte che si è comprato un Attico Superatico da oltre 1 milione di euro. Ma no? Scusa Mimmo, però qual è il problema se il Presidente del Consiglio italiano va in Cina a chiedere investimenti? Se lo fa Macron o se lo fa il cancelliere tedesco Scholz? Tutti i giornali decantano. Voglio ricordare che Scholz è stato ricevuto non dal Presidente della Cina Xi Jinping, ma dal vice primo ministro e dal Presidente di una sperduta provincia cinese. Comunque a Giorgia Meloni sono stati dati tutti gli onori di Stato ed è stata ricevuta dal Presidente della Repubblica Popolare Cinese, dal plenum, insomma, da tutto il Politburo. No, ma infatti Federico... è stata una signora visita di Stato, evidentemente gli rosica, perché quando c'erano altri al governo non sono stati ricevuti. Su questo va dato atto e merito a Giorgia Meloni. Federico, la mia era una battuta ironica, la mia, anche perché comunque a parte il Fatto e il Domani, che sono sempre primi, pronti a criticare il governo attuale,
Cioè, poi io non ho sentito nient'altro, insomma. Il problema è che chi cerca di fare qualche cosa appunto per questo paese tante volte viene appunto preso in giro, preso per i fondelli. E appunto come con Carlo è dall'inizio della trasmissione che parliamo appunto di Stoffa Carlo, c'è la morte con Landini, no? Continua a dire Landini non dice niente, non fa niente, cosa. Ecco, il problema è questo, che chi in Italia non fa nulla per questo paese, per i suoi abitanti, viene lodato e glorificato. Chi invece fa come la Meloni qualcosa, va a chiedere partecipazione a un altro paese per far rimuovere l'economia italiana, invece viene deriso, viene preso per il sedere. Sì. Allora, questo è un lascito del ventennio berlusconiano, Mimo. La non egemonia, anzi la non cultura politica di Berlusconi ha prodotto che insomma la destra in tutti questi anni, pure quando ha governato, non ha mai toccato nemmeno una delle casematte dell'informazione del potere, che pure è normale toccare in tutti i governi europei. Vuoi ricordare che la TV di Stato esiste in Germania, in Francia, nel Regno Unito e in Spagna, soprattutto quando parliamo in Spagna cosa accade quando vince la sinistra o la destra, fanno totalmente fuori tutta la vecchia classe amministrativa e giornalistica della TV pubblica e mettono quella loro. Ecco, io vedo ora gente che si strappa le vesti perché il governo Meloni per la prima volta, un governo di centrodestra, osa nominare dirigenti vicini, insomma, a sé, come hanno fatto tutti i governi politici, come ha fatto persino Draghi, anche i governi tecnici. Ecco, Berlusconi questo non faceva, quelli che c'erano lasciava, e quindi manca una cultura, e senza cultura non riesci a trasmettere ai cittadini quello che fai, se è giusto o sbagliato. Ed è quello che tu mi raccontavi, che c'era anche al Ministero dell'Agricoltura quando l'hai conosciuto, che insomma dovette arrivare già nelle mani per sostituire tutti i dirigenti di sinistra che pur dando direttive insomma facevano quello che volevano, invece con una serie di dirigenti più vicini al ministro chissà perché le cose iniziavano a muoversi, quindi non ci stupiamo se la narrazione di quello che avviene è totalmente diversa dalla realtà. Sì, di quello posso svelarlo, è uno scoop. Fu il fautore di questo cambiamento al Ministero dell'Agricoltura, quando il ministro era Gianni Alemanno, fu Antonio Bonfiglio, che all'epoca era il sottosegretario con la delega alla pesca. Fu lui appunto, che persona colta, fine, comunque attenta e con lo sguardo lungo, che capì questa roba qua e appunto in pratica fece fare questo. Ora è la norma, grazie a Dio, tanto è vero che le critiche sono fatte da tutte quelle persone, tutti quei boiardi di Stato e tutto il loro seguito che si trova, come si chiama, sotto assedio, si trova rimosso, si vede insomma toccare. Perché il problema, Federico, il problema è che sono pochi quelli capaci di intuire e trasformare in pratica quelli che sono normali avvicendamenti di governo. Cioè, si chiama spoil system, sì. Immobile in tutte le democrazie. In pugliese come si dice? A Canosa di Puglia come si dice lo spoil system? Non lo so. Sei ignorante, mo. Cioè, non come si dice? Io non lo so, perché a Foggia non esiste lo spoil system. Io da Foggia sono stato portato via che ero creatura, ero piccolino. Ecco. Potremmo chiederlo a Carlo Persano, che è molto informato. Carlo Persano, ci sei? Non mi intendo di dialetto. Anche tu? Non lo saprei dire neanche in lombardo o in piemontese. Manco in brianzolo? Neanche in brianzolo, no. Vedi, noi dobbiamo metterci al passo coi tempi, perché qua appunto bisogna essere pronti e preparati su tutto, perché tu giustamente, noi facevamo un'analisi molto pragmatica, no? Io appunto ho detto che secondo me a settembre dovremmo prendere e cominciare proprio a andare a battere il chiodo, e cercando appunto di interessare la gente a quelli che sono i propri problemi e quelli che sarà il proprio futuro. Cioè, però bisogna essere pronti in tutto e per tutti. Io penso che dovremmo imparare ad avere anche dei mediatori culturali e linguistici che ci facciano spiegare le cose pure a tutti i rumeni, a tutti i bangla. Ma loro sono molto più attenti di noi, Mimmo, fidati, hanno pure voglia più di combattere, di ottenere cose. E la cosa vergognosa siamo proprio noi italiani, ma tutti gli europei occidentali in genere, la decadenza della cultura, celebrare
siamo degli zombie col telefono in mano e più di tanto, più di andare che su OnlyFans e sui vari social vedo che la gente non fa, e questo fa piangere, insomma, il degrado umano e culturale, ma anche economico che c'è davvero tanto. Eppure la gente sembra assuefatta, andare avanti come degli zombie nonostante tutto, quindi io almeno la vedo così. Se non ci interessiamo noi non può venire il Burkina Faso o il Senegal a salvarci, con tutto il bene che voglio a questi due grandi popoli. Anche perché abbiamo visto che chi arrivava da quelle zone alla fine, quando è diventato onorevole, ha creato strutture che sono state favorite, hanno favorito le mogli, le suocere e giù di lì, insomma, perciò è meglio che ci teniamo i nostri, insomma, Sì. o no? Carlo, sei troppo silenzioso, allora devi imparare. No, ma vi ascolto. No, però devi anche interagire con noi, insomma, cioè mica possiamo fare i monologhi, o no? Allora io sulla Meloni in Cina, io mi auguro che la Meloni in Cina, perché sai, gli investimenti vanno bene, ovviamente, basta che non voglio dire mi compro l'azienda italiana, la smembro e no. poi la butto via. Quello l'hanno già fatto per tanti anni, hanno svenduto. Oppure mi creo una testa di ponte in Italia che diventa semplicemente una facciata e porto qui le auto elettriche prodotte in Cina, e qua ci aggiungo i tergicristalli e dico che ho fatto la fabbrica italiana. No? Io ci metto l'etichetta Made in Italy. Però io la cosa che mi auguro di più è che lei sia andata lì e ho sentito una frase che mi è piaciuta parecchio, che riguardava il riequilibrio della bilancia commerciale, che secondo me un paese come l'Italia è quello che deve chiedere, cioè deve andare da loro e dire: scusate signori cinesi, noi importiamo tanta roba da voi, siamo contenti, per favore importate altrettanto da noi. È un po' quello che ha preteso Trump quando stava lui, quando era lui presidente, giusto? Esatto. Io spero che la Meloni abbia fatto la stessa cosa, perché l'Italia è ancora in grado di chiedere cose di questo genere, anche perché il prodotto italiano, non stiamo parlando solo di auto, Certo. L'Italia, il Made in Italy è un prodotto che è universalmente riconosciuto come il migliore, quindi avere un prodotto Made in Italy vuol dire un prodotto fatto bene, elegante, con un bel design, quindi questa è l'Italia, quindi la Cina farebbe anche poca fatica a dire: prendiamoci i prodotti fatti in Italia, non solo vestiario, calzature, ma ci sono ancora fortunatamente tantissime fabbriche che producono l'agroalimentare, insomma, invece agroalimentare, no, ma anche prodotti di meccanica, sì. Ce n'è ancora tanti di prodotti buonissimi fatti in Italia. Quindi è semplice, i cinesi comprino anche una parte di quei prodotti e si va a pari e siamo tutti felici e contenti. Io spero che abbia fatto questo. Ci sarà una relazione su quello che è stato il suo viaggio? Ovvio, i trattati sono pubblici, eventuali trattati firmati vengono pubblicati, quindi ci sarà per forza, anche se ci sono alcuni economisti critici. Ho sentito Forchieri su Radio 24 che dice non serve a niente perché la qualità della produzione cinese ormai è tale che i cinesi si comprano le cose che fanno da loro, non è più la Cina di una volta che fa le scarabattole, ora i cinesi sono capaci di fare prodotti molto avanzati, il che è vero. Abbiamo visto l'ultima figura di M dell'Occidente, il crash di Microsoft, di una società insomma che doveva difendere i sistemi aeroportuali dai virus, come saltate hanno fatto saltare in pratica mezza aviazione mondiale, soprattutto occidentale, mentre in Cina tranquillamente tutto andava bene, la conquista dello spazio, la costruzione di aerei, la Cina è iniziata a costruire i suoi aerei che sono in concorrenza con Airbus e Boeing, insomma non è più la Cina di una volta, quindi anche qua bisogna fare attenzione. Evidentemente il senso della missione della Meloni
era in un'economia almeno dell'Europa occidentale impannata, in panne, che non cresce, che per un sacco di motivi, vediamo la Germania che fa fatica, la Francia pure, si cresce con lo 0, mentre ci sono aree del mondo, tra cui l'Asia, che crescono, insomma la crescita ancora è imponente, sono andati là a cercare di dare uno sbocco diverso, una prospettiva, a chiedere investimenti, perché ormai la ricchezza si è già spostata là. Io penso questo, è pure troppo tardi per chiedere il riequilibrio della bilancia. Si va e si cerca di diversificare i mercati. Penso che questo sia No, non sono pienamente d'accordo, Federico. Io, se guardo i numeri dei brevetti, ovviamente, certo, uno può dire, andiamo a vedere di che brevetto si tratta. Dei brevetti sfornati dall'Italia, del design sfornato dall'Italia, sì, è vero che loro ormai sono bravissimi, sono diventati molto bravi a copiarlo e a rifarlo, però conta anche quello, conta anche il fatto che loro per decenni, per almeno 50 anni, hanno copiato e hanno rubato l'intelligenza italiana facendola diventare loro. Invece spero che la Meloni sia andata a dire: guarda, se c'è qualcosa sotto brevetto in Italia, o se c'è un prodotto che ha fatto l'Italia, non scordatevi di mettere il vostro marchetto e di mandarlo in giro. Beh, dovrebbe fare altrettanto appunto col Canada, che mi ricordo ci eravamo interessati del TTP, appunto in pratica il Canada era quella nazione che riproduceva il parmigiano ma in un'altra maniera, o i prodotti appunto più di eccellenza nostri, e c'era stato quel furbacchione di Gasparri, che veniva la mattina in piazza con noi a Montecitorio a protestare contro la Bolkestein. E poi con Forza Italia votava qualsiasi cagata, sia in Europa che in Italia. Come hanno fatto anche adesso con l'altra questione, quello sul decreto, sul decreto legge sulle galere. Sì, può darsi che se cadrà il governo sarà per colpa di Forza Italia, non della Lega, come vanno a dire in giro. Ma magari c'è già qualche piano sotto di fare un bellissimo governo tecnico, Forza Italia PD, Calenda Renzi. Speriamo di no. Allora, signori, sta per cadere la linea di Carlo Persano è cascata e non riusciamo a recuperarlo. Non so se si sarà scaricato il telefono, mi sa. Siamo soli io e te, Federico, però ormai sono gli ultimi minuti. Su cosa ci vuoi aggiornare? Dai, fai segno. Beh, no, fa caldo, venerdì dovrebbe piovere, ecco, vi aggiungo su questo. Governo ladro? Se piove governo ladro? No. Non lo so, per ora no. Europa ladra di sicuro. Il governo sta facendo quello che può fare. Ricordiamo che ha trovato un paese distrutto da Draghi e Conte soprattutto, da super bonus e altri redditi di cittadinanza e disastri vari. Pensa che oggi la CGIL del settore pubblico praticamente aveva indetto una manifestazione a Roma che verrà ripetuta domani, se non sbaglio, in piazza 11 febbraio a Milano, e ci sarà appunto anche il comparto pubblico della CGIL, della polizia penitenziaria, no? Sì, se non sono già al mare penso che ci saranno, vediamo. Hanno scelto proprio scegliere il 31 luglio per fare una manifestazione vuol dire volersi male, oppure sapere che sono talmente pochi, almeno useranno la scusa che la gente... No, io devo andare a vedere sullo stradario di Milano dove è piazza 11 febbraio, perché sinceramente mi sfugge. Mi sembra che in zona isola, Mimmo, se non dovrebbe essere zona isola. Perché vabbè che anche Fratelli d'Italia hanno fatto una manifestazione alle spalle del Duomo, no? Una volta le manifestazioni si facevano sul Sagrato del Duomo, poi invece le fanno alle spalle, in uno spazio più contenuto, e dove appunto in pratica quando tu vai lì a manifestare ti mischi con i turisti, perciò esatto. Non c'è più la CGIL di una volta e non c'è più manco la gente di una volta, non si sa proprio che cosa debba ancora capitare. Cioè io oggi ero lì che lavavo un pomodoro, mi sono mangiato un pomodoro a pranzo, ero lì che lo lavavo sotto l'acqua corrente. A un certo punto, dopo il secondo scroscio d'acqua, dice no, devo chiudere l'acqua, perché io non posso consumare così tanta acqua per mangiare un pomodoro quando ci sono persone in Europa che
stanno sotto bombardamento e non possono, e non hanno manco l'acqua. Cioè, gira rigira, viviamo in un mondo in cui c'è chi l'acqua se la può proprio rovesciare addosso così, e chi invece ne è privo, sia appunto in Europa che anche appunto in Palestina, in Medio Oriente, o come cacchio lo vogliamo chiamare, insomma. Siamo tornati, per certi versi, siamo tornati veramente a tempi remoti. Agli anni 70, Mimmo, abbiamo anche la guerra in Libano 2.0. Anche questo è vero, anche questo è tra vero. le novità, un abbraccio fraterno ai libanesi. Dicono che la metà della popolazione libanese è cristiana, quindi insomma si parla tanto di c'è gente che si riempie la bocca di valori cristiani, e poi quando c'è un paese che vuole invadere un paese cristiano come il Libano, almeno per maggioranza relativa, nessuno dice niente. Io vorrei dire che le regole internazionali esistono per tutte, per Israele compreso, quindi mi auguro che la comunità internazionale blocchi quella che sarebbe un'invasione criminale. Questo è poco ma sicuro. Non è solo quando la Russia che invade l'Ucraina criminale, ma anche quando gli Stati Uniti hanno invaso l'Iraq o l'Afghanistan è stato criminale, e quindi mi auguro che Israele non invada il Libano, perché sarebbe una cosa davvero criminale. E le bombe non fanno differenza tra cristiani e musulmani, tra maroniti o Hezbollah. Lo pigliano, bombe intelligenti, che lo sappia. Non ce ne sono ancora le devono inventare. Dovremmo provare a chiederlo a Crosetto, forse, lui è un po' esperto in questo campo qua. Vabbè, dopo sta battutaccia così lascio a te la chiusura, perché siamo arrivati al termine del nostro tempo. Vai Federico. No, che devo dire? Che Dio ce ne scampi, davvero. Votatevi al vostro santo, perché qua le cose vanno di male in peggio. Abbiamo giorno che passa abbiamo sempre il rischio di una guerra in più, e questo non va bene, non è giusto. Si può essere tifosi di qualsiasi religione o razza, però secondo me, e Mimmo, siamo sicuramente arretrati di mente. Andare in giro a buttare bombe a destra a manca non si può fare. Non esistono nazioni giuste e nazioni sbagliate. Se una guerra è sbagliata in Ucraina, è sbagliata anche in Libano e a Gaza. Quindi fermate chi deve essere fermato prima che sia troppo tardi. E con questo anche oggi abbiamo fatto la nostra trasmissione, sempre presenti sul campo del dovere. Il nostro dovere è quello appunto di comunicare, di parlare con voi quando riuscite a chiamare, e comunque sostanzialmente appunto di informarvi di quelle che sono tante cose che invece generalmente, casualmente oppure proprio con dolo, certa stampa tace. Noi invece siamo sempre qua da Radio Libertà e a noi non ci azzittisce nessuno. Grazie per la pazienza, e vi ricordo che venerdì pomeriggio dalle 15 alle 16 saremo sempre qua a Radio Libertà con uno spazio più, quello dedicato al SINAP, al Sindacato Nazionale Autonomo della Polizia Penitenziaria, la trasmissione che si occupa di chi nelle galere ci lavora. Grazie per l'ascolto e buon proseguimento di trasmissioni su Radio Libertà. Ciao. Avete ascoltato Spazio Più. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Ehi, Ciro con pregiudicati, fratelli veri arioni, se facciamo sopra i balconi.